Sul fronte delle società, delle aziende legate o partecipate alla regione è stata fatta un'operazione di pulizia, di forte semplificazione. Ne parliamo con Piero Ruzzante. Sì, un percorso che è iniziato all'interno della prima commissione, la commissione bilancio. Purtroppo c'è stato un immobilismo totale da parte della maggioranza, nonostante già la finanziaria per il 2011 avesse dato mandato alla giunta regionale di fare un po' pulizia. Ci sono decine e decine di enti, di partecipazioni, di consigli di amministrazione generati dalla Regione Veneto. Ieri finalmente abbiamo gettato un sasso nello stagno, sono state eliminate 5 società, le Ferrovie Venete SRL, l'Immobiliare Marco Polo, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande, le Terme di Recoaro, e nel dibattito d'aula abbiamo eliminato anche la partecipazione alla società autostradale Alemagna. Credo che sia un dato importante, un risultato importante che consente risparmi, consente di ripensare, riorganizzare questi enti, queste partecipazioni, evitando la dispersione e l'accumulo di cariche e incarichi, talvolta anche molto costosi. Si arriva anche a 50-60 mila euro, a volte anche di più, per un semplice posto in un consiglio d'amministrazione, la cui resa poi effettiva per gli interessi della Regione Veneto è molto discutibile, molto bassa. Quindi è un primo risultato, è importante, l'abbiamo ottenuto forzando un po' la mano alla Giunta e soprattutto lavorando insieme come gruppo del Partito Democratico e parti della maggioranza, diventando noi essenziali per l'approvazione di questo progetto.